Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Gli impianti di risalita non riaprono. Dopo l'allarme del Comitato Tecnico Scientifico, il Ministro Speranza ha vietato l'attività sciistica amatoriale fino al 5 marzo. Proprio ieri il Presidente Federica aveva firmato l'ordinanza per la riapertura delle piste per il 19 febbraio. Ora chiede al Governo di cambiare il sistema e di introdurre indennizi veri per il comparto, non ristori. Sentiamo. Doccia fredda per gli operatori della neve e presidenti delle regioni del nord in rivolta. Le piste da sci restano chiuse almeno fino al 5 marzo. La decisione è maturata ieri al termine di una giornata concitata. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato in serata un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza del DPCM attualmente in vigore. La chiusura era stata suggerita dal CTS, secondo cui, alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche dovute alla diffusa circolazione delle varianti virali del virus, allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale. Proprio ieri mattina il presidente della regione Massimiliano Fedriga aveva firmato l'ordinanza sulla riapertura degli impianti in Friuli Venezia Giulia a partire da venerdì 19 febbraio. Un'apertura posticipata rispetto ad altre regioni per evitare che le feste di Carnevale con la chiusura delle scuole facessero riversare le famiglie in montagna. Chiediamo al nuovo governo di cambiare sistema perché evidentemente questo è un risultato fallimentare vista la decisione dell'ultimo momento che riguarda gli impianti da sci. Così Fedriga. Già la settimana scorsa, afferma, si conosceva la situazione pandemica e bisognava avvisare quindi con il dovuto anticipo operatori e lavoratori del settore della montagna e non far pagare un'ulteriore perdita per quanto riguarda l'organizzazione delle riaperture, un danno che si somma alla perdita che già c'è stata e che ci sarà. Fedriga indica come necessaria una ristrutturazione dell'organizzazione del Comitato Tecnico Scientifico e chiede indennizi veri e non ristori, così come hanno chiesto anche i neoministri Giorgetti e Garavaglia, che oggi incontreranno gli operatori del settore. E ieri hanno fatto il giro dei social, le immagini delle lunghe code che si sono formate alla partenza delle telecabine dell'Ossaria a Tarvisio. Sono salite in quota 400 persone per raggiungere i locali aperti. Ce ne parla il direttore degli impianti da sci di Tarvisio, Alex Spaliviero, raggiunto per noi da Alexis Sabot. Sentiamo. Le code si sono create per via di un contingentamento che la normativa prevede sugli impianti, ma soprattutto si sono create perché abbiamo stabilito come promoturismo di non far salire più di tante persone sull'Ussari. È un numero che equivale alla capienza che hanno i ristoranti a monte, che ogni ristorante ha appunto a monte ci sono ben esposti i cartelli dei posti a sedere, per cui abbiamo fatto un rapido conto, siamo arrivati a una cifra che è 395, ieri la richiesta era molto più grossa, per cui la fila si è creata al di fuori delle nostre casse, dove tutto era sistemato per poter appunto dividere e contenere, si è formata sulla strada di persone in attesa di andare a compensare quel numero, perché è chiaro che noi nel momento in cui uno era salito e a sua volta ridisceso andavamo a compensare cercando sempre di mantenere quel numero costante. E la situazione in Friuli Venezia Giulia al momento è sotto controllo, ma è necessario tenere alta la guardia sulle mutazioni del virus che sono significative, lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi a margine della riconsegna da parte della Regione al secondo stormo dell'aeronautica militare della palazzina di Pasian di Prato destinata all'emergenza Covid-19. Siamo concentrati sulla campagna vaccinale, ha aggiunto Riccardi, ma anche sul monitoraggio delle varianti. Sentiamo il servizio. Vicepresidente Riccardi, oggi è stata riconsegnata la palazzina Pasian di Prato all'aeronautica militare, ma lei ha detto che non è un modo per abbassare la guardia. Diciamo che come il virus muta anche l'organizzazione cambia, quindi non c'è un'esigenza in questo momento di utilizzazione di strutture come queste, per queste le abbiamo riconsegnate. Questo non significa però smobilitare, perché questa esperienza è finita e si risolve soltanto con la concentrazione sui vaccini, che è la prima cosa sulla quale oggi siamo impegnati.
Queste mutazioni sono significative, bisogna tenere l'attenzione alta e quindi è evidente che modificandosi l'assetto della distribuzione del virus noi dobbiamo adeguarci a questo. Quindi in coerenza con questo oggi consegniamo all'Aeronautica Militare, ringraziandoli per questa possibilità che ci hanno dato, e riconvertiamo la struttura continuando ad investire sulla campagna vaccinale, ma anche a un attento monitoraggio di quelle che sono le varianti che in alcune regioni hanno già colpito in maniera significativa. Fortunatamente da noi il livello non è ancora alto, ma questo non significa che debba essere un aspetto da sottovalutare. E passiamo adesso alla cronaca di infortunio sul lavoro. Questa mattina intorno alle 9 a Formeaso di Zuglio un giovane di 21 anni è rimasto bloccato con una gamba sotto un bancale di vetri. È stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che l'ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. E dietro minaccia si facevano restituire parte dello stipendio percepito da alcuni cittadini stranieri. 3 persone sono state così arrestate dai carabinieri di Monfalcone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e somministrazione fraudolenta di manodopera in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Gorizia Reati. Sono stati commessi a Monfalcone e a Falconara Marittima in provincia di Ancona a partire dal 2018. Destinatari dei provvedimenti sono i responsabili di una società con sede in provincia di Ancona operante con appalto diretto, con l'impiego complessivo di circa 170 lavoratori all'interno dei cantieri di Monfalcone, Genova e Ancona della società Fincantieri, che è comunque risultata estranea ai fatti e che ha fornito la massima collaborazione alle indagini. Gli arrestati nella loro qualità di capocantiere con la minaccia si facevano restituire una parte dello stipendio percepito in busta paga dei lavoratori, quasi tutti extracomunitari di nazionalità bengalese. Andiamo a Pordenone, invece 2 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato della Questura del Friuli Occidentale per detenzione illegale di arma da fuoco. Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati un fucile a pompa rubato 5 anni fa a San Canzian di Sonzo, svariate munizioni, una pistola calibro 9 e una piccola quantità di droga. Le persone arrestate sono un uomo di 71 anni di Tramonti di Sopra con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona e un uomo di 65 anni di Meduno. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari e nella stessa operazione della squadra mobile, nel corso di una perquisizione di un'abitazione di Montereale Valcellina, è stata rinvenuta anche della marijuana e i carabinieri di Maiano invece sono intervenuti ieri in un bar di Dignano su segnalazione dei cittadini a seguito della presenza di alcuni clienti all'interno del bar in violazione del DPCM. Sono stati tutti sanzionati, il bar è stato chiuso. E la Polizia di Stato, invece della Questura di Udine, in particolare la squadra mobile diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan, sta operando da questa notte per il rintraccio di circa 120 migranti nei territori di Osoppo, Colloredo di Monte Albano e Buia. Ci sarebbero anche dei fermi, 3 persone sarebbero state arrestate, indagini in corso, sarebbero stati anche sequestrati dei veicoli. È un allarme questa notte intorno alle 4 invece a Fogliano di Puglia, dove una vecchia baita utilizzata dagli alpini e poi trasformata in deposito di automobili di un rivenditore di Fogliano è andata a fuoco. Si sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Gorizia, Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Le operazioni di messa in sicurezza, nessun ferito, si sono concluse poco tempo fa. E 2 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministro per i beni culturali e per la valorizzazione delle mura di Palmanova, con la firma posta in calce all'accordo tra il sindaco Francesco Martinez e il segretario regionale del MIBACT Roberto Cassanelli, e si è data un'accelerazione alla realizzazione dei lavori utili a mettere in sicurezza Bastione UNESCO e le lunette napoleoniche. La somma sarà utilizzata per il restauro e l'illuminazione della lunetta di Baluardo Donato e le relative gallerie sotterranee, la messa in sicurezza della lunetta napoleonica Barbara con il consolidamento della struttura, un intervento di restauro conservativo e il consolidamento e la valorizzazione della cinta fortificata attorno al baluardo Donato. E andiamo allo sport. Si interrompe all'Olimpico la serie positiva dell'Udinese nel l'ank match della 22esima giornata. La Roma ha vinto per 3-0, doppietta di Veretout nel giro del 25esimo minuto e nel finale la firma anche di Pedro. Per l'Udinese si salva solo Deulofeu. Vediamo. Intanto
C'è da dire che di fronte c'era una Roma, un'ottima Roma, che è stata dal suo punto di vista agevolata alla prima azione, al quarto minuto, fai gol, la Roma a portare giocatori sopra la palla, vicino all'area di rigore, e con 2 o 3 passaggi ci trovavamo nella nostra area di rigore. Questo refrain si è ripetuto per tutto il primo tempo, il secondo tempo è stato della partita. Noi abbiamo cercato nel secondo tempo di guadagnarci metro dopo metro la possibilità di... Nuovo successo per l'Apo ieri contro l'Orlandina Basket, la squadra udinese si è imposta 86-80 al Pallacarnera grazie a una prestazione di spessore. Questi i commenti dei protagonisti. Domenica scorsa in qualche maniera abbiamo bloccato l'emorragia, oggi abbiamo cominciato a suturare la ferita e già mercoledì abbiamo una bella verifica di quanto questa sutura sarà solida o quanto potremmo ricominciare a sanguinare contro una squadra sicuramente di alto livello come Piacenza, che sta giocando una pallacanestro assolutamente nettamente al di fuori delle aspettative. La seconda cosa che mi fa piacere è che abbiamo, fra virgolette, lo dico scherzando, espugnato il Carnera, ma l'abbiamo espugnato non perché improvvisamente ci siamo di più attaccati alla maglia, semplicemente perché adesso abbiamo i giocatori con i quali abbiamo cominciato la stagione e in più, se mi permettete, cominciamo anche ad avere dei giocatori con i quali abbiamo cominciato la stagione in una posizione di rincalzo, come ad esempio Matteo Schina, e che adesso ci aiuta a vincere le partite. Perché io ho dentro una rabbia tremenda perché penso a cosa sarebbe successo se non ci fosse stata una gita di famiglia in un centro commerciale in Veneto. Credo che staremo a parlare di una classifica diversa da quella di adesso, ma d'altra parte il Covid ha colpito milioni di persone, purtroppo anche il nostro giocatore di punta. Mi fa molto piacere vedere Marco Giuri più sereno e quindi più utile, e che è facile, no? Appena le cose vanno male, bollare la gente come mercenari. La realtà è che ci teniamo tutti molto e che, essendo esseri umani, quando le cose non andavano bene, si sono un po' incupiti, anche perché c'era consapevolezza da parte di tutti che non andavano bene, nonostante noi continuassimo a lavorare con grande intensità. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, l'informazione con Telefriuli continua tra pochi minuti con il collegamento di A voi la linea.